Amici bellini e benvenuti in un nuovo video, in una nuova settimana, un martedì pazzesco dove il Napoli è sempre primo in classifica, se ci vogliamo divertire, gongolare di questa cosa qua. Però noi dobbiamo fare un approfondimento del post partita sulle bollette che non dovete mai giocare, perché comunque resta un po' più di rammarichi. Non lo so, la domanda è sempre questa: soddisfatti o rammarichi o soddisfattissimi? Cominciamo. Martedì pazzesco, rumori incredibili, rumori. Allora, amici belli, senza biasimo, benvenuto Federico Di Marino tra gli ultimi iscritti, benvenutissimo, bentornati quelli della prima ora, e ringrazio anche tutti gli amici abbonati, quelli che rinnovano l'abbonamento, che rinnovano il supporto al canale, sul gruppo Telegram. Adesso in nottata aggiornerò il gruppo Telegram tra quelli che si sono abbonati ieri, i nuovi abbonati, e qualcuno che invece non ha potuto continuare. Ringrazio infinitamente per il supporto precedente, perché altrimenti non si fa continuità, e quindi veramente grazie a tutti e mi fa piacere avere la vostra presenza. Lasciate like, perché lo lasci prima, così dopo non c'è problema di dimenticarsi, e andiamo a vedere un pochino queste dichiarazioni. Io, se come al solito voi nei commenti siete padronissimi di dire però ti sei dimenticata che perché capita, per esempio l'amica Anna Maria, l'amica bellina Anna Maria fu bravissima a dire: c'è stato il passaggio di Spalletti che incontra i tifosi che mi ero perso, e poi me l'ha fatto sapere su Instagram. Ecco, sono queste piccole cose che fanno grandi la community. Io ho trovato le dichiarazioni di Spalletti, di intervista e di conferenza, e poi Di Lorenzo e K2. A K2 insomma gli chiedono le solite cose, come anche a Di Lorenzo. Non è che ci aspettiamo adesso domande sui massimi sistemi, ma le risposte sono le solite. Un buon punto, dice Koulibaly, ribadisce il fatto del pubblico. Questo è un leitmotiv che ritornerà per tutto il video, ragazzi, perché il pubblico dell'Olimpico è stato impressionato. Koulibaly, come ne parlerà Spalletti dopo, lo affronteremo perché è un tema. Il pubblico del San Paolo, del Maradona e del Napoli è un tema, e quindi ci ritorneremo. È importante mantenere la porta a zero. Questa è una delle cose che poi ci fa capire come il Napoli ha preparato questa partita. Ci sono molte parole chiavi in mano, nel senso che ci fa capire che Spalletti l'aveva preparata, secondo me, per non prenderle. Ma andiamo poi con calma, perché poi tra qualche ora uscirà anche l'approfondimento tattico con la lavagnetta, perché dobbiamo capire altre cose. Quindi mantenere la porta a zero. Koulibaly ci ribadisce questa cosa, che loro se mantengono il clean sheet sanno e hanno una piena fiducia negli attaccanti che qualche cosa la possono sempre inventare. Quindi partire dalla solidità della difesa, che è importante, e il Napoli si conferma, insomma. Comunque il clean sheet è importante, solo 3 gol subiti è un numero importante dopo 9 partite. Però è bravo quando gli chiedono di Rachmani, è bravissimo Koulibaly dire: Amir è bravissimo, lo sappiamo, ma il leader che cosa fa? Il leader non dimentica gli altri compagni di reparto, cita subito Manolas, cita anche Juan Jesus, quindi nella completezza di un giocatore che è il comandante, perché è il leader tranquillamente. Poi gli piace anche a Koulibaly citare Fabian per dei recuperi. Andatevi a vedere la reaction dove il vostro Valerio Fluido da New York dice: Fabian, che partita che sta facendo, nel sacrificio, nel mettersi lì, perché questa era la partita battaglia, no? La partita dove dovevi andare a contrasto forte, e Fabian in quella zona ci sta garantendo fondamentalmente, paradossalmente, più copertura che costruzione, ed è importantissimo, perché poi lui la fisicità ce l'ha, quindi ti dà quel di più che magari un altro giocatore, un Lobotka per esempio, faccio un esempio a caso, magari non ti può dare. Fabian ce lo sta dando, e quando Fabian entra tosto è un di più per tutta la partita. Gli chiedono ovviamente dello scudetto, e Koulibaly dà la risposta che darò io da qui alla fine del campionato. Praticamente dobbiamo vedere tra 3
3-4 mesi, mi sembra inutile parlare adesso, abbiamo fatto questo poco e comunque il Milan sta là appaiato con noi, quindi non è che abbiamo fatto il vuoto dietro, non si può parlare di scudetto assolutamente, è troppo presto. La fascia di capitano ovviamente gli dà orgoglio, gli fa piacere ed è giusto, ma il leader fa proprio così, dice beh, il primo è sempre Lorenzo, poi dopo mi fa piacere perché comunque per anzianità me la sono meritata. Contemporaneamente chiedono a Di Lorenzo un pochino anche di cose tattiche, resti un po' più bloccato, cose tattiche un po' banali, però va bene, almeno parliamo di tattica. Sì, resto terzo di difesa un po' più bloccato, però mi alterno pure a seconda delle cose che ci chiede Spalletti. E qui Di Lorenzo secondo me lui parla più di rammarico che di soddisfazione per il punto, forse è stato quello che più degli altri credeva nella vittoria e ha visto la partita in maniera molto positiva, in fase di propositiva dice noi potevamo fare gol e quindi resta un pochino più il rammarico, però ci dice una parola chiave, Di Lorenzo dice le preventive, sapevamo che loro sono bravi anche nelle ripartenze e quindi dovevamo stare molto attenti a fare la preventiva. Chi è che ci diceva le preventive? Vabbè, lasciamo perdere. E quindi per quanto riguarda, poi passiamo subito a Spalletti, io dico subito una cosa, vabbè, arriviamoci con calma perché devo parlare dell'arbitraggio, è inevitabile parlare dell'arbitraggio. Più soddisfatto o più rammarico? Soddisfazione o rammarico? L'equilibrio, perché nei comportamenti è chiaro, e quando lui dice non si voleva rischiare, dice la grande squadra è la squadra che capisce, perché poi quando dice c'è un equilibrio sottile tra il poterla vincere e il poterla anche perdere. Lui se ne torna a casa soddisfatto della compattezza, del non aver rischiato tantissimo, anche se parlano chiaro le occasioni da gol e i famosi XG che noi facciamo vedere a volo. La Roma ha avuto occasioni più nitide e meritava probabilmente di farlo il gol, non che il Napoli non l'abbia avuto, però a livello di numeri, un po' anche per le occasioni dove ci sbandierano il fuorigioco prima e quindi non vengono contate nelle statistiche, va bene. Però io ho avuto l'infarto sul colpo di testa di Mancini e sulla volée di Pellegrini soprattutto e sul tiro di Abraham nel primo tempo, quindi queste 3 occasioni erano da infarto, 2 specialmente. Dopodiché è chiaro che dalle parole di Spalletti si intuisce che lui aveva chiesto di non prendere gol e di stare molto attento a queste folate della Roma, e quindi io sono contento della compattezza, dell'equilibrio e del non aver rischiato, del non aver attaccato con troppa foga, e quindi non voleva rischiare Spalletti. Secondo me questa è stata comunicata un po' sulla carta nella preparazione della partita e un po' anche dai cambi che arrivano poi molto tardi, come a dire siamo equilibrati, c'è equilibrio, va bene, non voglio intaccare niente. Si può chiedere a Spalletti un po' più di coraggio se vogliamo vincere e ammazzare gli avversari che avrebbero avuto questa poi nella corsa Champions, perché noi la Roma ce la è uno scontro diretto perché ce lo ritroviamo nella corsa Champions, non per le 7 sorelle che devono partecipare al campionato, che per vincere il campionato 7 sorelle che si devono lottare i 4 posti Champions, e quindi lì li potevi ammazzare. Però io mi rendo conto, meglio non perdere, questa potrebbe essere la cosa in più che il Napoli, perché sembra la domanda ma cosa avete in più dell'anno scorso? E il Napoli l'anno scorso o vinceva o perdeva, i pareggi erano rarissimi, e quindi qua io me lo prendo questo pareggio. Poi si può chiedere qualcosa in più a Spalletti, si può chiedere qualcosa in più ai ragazzi anche a livello di prendersi un rischio, però in trasferta all'Olimpico pieno secondo me non è male. Non si può imputare niente a Massa, qua Spalletti abbi pazienza, non ci siamo. Io però capisco perché tu dici così e ve lo spiego come l'ho intuita. Si parla ovviamente dell'episodio dell'applauso che a fine partita Spalletti, dopo aver dato la mano velocemente a Massa, bravo, e poi gli sbatte le mani con Massa di spalle, e quindi Massa non vede nemmeno la mimica facciale, l'espressione, e lo espelle perché pensando che fosse sarcasmo. Spalletti a fine partita dice a me dispiace, questa cosa mi devasta perché io non l'avevo, era un complimento sincero, perché io a Massa non voglio imputare niente, ma soprattutto perché lui non aveva proprio fiatato per il resto, per tutta la partita. Mourinho si è scaldato per un paio di volte, niente di che, però
Nel momento in cui Massa si sente chiamato in causa e c'ha questa coda calcistica di paglia dietro che stava andando a fuoco, perché una coda sotto commento hashtag coda di paglia calcistica, signori miei, se ti viene di espellere se tu sai di aver fatto una grande partita, tu l'applauso di uno degli allenatori te lo prendi. Hai espulso Mourinho perché evidentemente stava su tutte le furie in quel frangente, e allora dici Mourinho non ce l'aveva col mio arbitraggio. Ma se Spalletti non ti ha detto niente durante la partita, niente di che, allora c'hai la coda di paglia tu, che evidentemente sei stato troppo severo con il primo cartellino ad Abraham per essere rientrato da una parte senza autorizzazione. Da lì sono scaturite una serie di decisioni politiche che non fanno parte del regolamento del calcio, perché la gamba alta di Abraham sulla faccia di Zielinski può essere punita, perché se l'avesse fatto Osimhen avremmo parlato, vedi che Osimhen è un giocatore che deve maturare, che non ha la matura, sai di essere ammonito, non devi mai alzare la gamba. Di Abraham non vogliamo dire la stessa cosa, sai di essere ammonito, anche ingiustamente, non devi alzare la gamba, hai rischiato, sei stato, come si dice, immaturo, non sei pronto per la Serie A, devi crescere, eccetera, eccetera. Questo si deve dire di Abraham e non per forza sempre solo di Osimhen, perché poi di Osimhen si può parlare, però vedi, stava reagendo alla gomitata che prende in testa da Mancini, lo chiamo Manzini, ma è Mancini alla fine, e quindi cercavano a tutti i costi, insomma, di provocarlo per farlo espellere, perché comunque lo sapete che Osimhen è fumantino così, e non va bene. Due pesi e due misure, non può mai andare bene. Ovviamente a questo ci aggiungiamo anche il rigore su Anghissà, che per me è una cosa clamorosa, almeno non rivederlo 500 volte, anche comparametrato a quello che è stato dato dalla Juventus su Inter Juventus, perché lì l'arbitro guarda, vede, decide, fa finta, dà proprio il gesto, dice no, non c'è niente, ho visto io, lo richiamano e dice no, tutto a posto. E perché il VAR non richiama sui tacchetti che colpiscono il polpaccio di Anghissà? Quindi è molto grave quello che succede a livello, lo sapete, io ci tengo molto sui cartellini gialli, l'episodio nello specifico non mi entusiasma, perché poi può venire un tifoso della Roma e mi fa un elenco delle cose che l'arbitro ha sbagliato a sfavore della Roma, ed ci sta tutto, perché poi se facciamo la conta degli episodi è semplicemente un andazzo che noi stiamo registrando da inizio campionato, e che quando il Napoli è primo in classifica o nei primissimi posti di classifica si paga proprio perché non hai gente che conta nelle stanze importanti, perché quando ti maltrattano non dici le cose, quando vinci che le devi dire, perché poi dopo parte la prossima partita con i fari accesi se hai parlato bene, e noi dobbiamo andare a affrontare il Bologna, 2 espulsioni, una molto discutibile. Ovviamente Mourinho aveva fatto un po' di casino per la Juventus prima, molto, è così che si preparano le cose. Marotta è proprio il maestro di queste cose qua. Appena succede una cosa per l'Inter, però attenzione, lo dice un po' nelle televisioni che questo fa tutta la differenza del mondo. E quindi capisco Spalletti che non voglia aizzare gli animi contro Massa, anche magari nel tentativo, non credo, non lo so se faranno un ricorso, se bisogna vedere cosa ha scritto nel referto, però Spalletti è un gesto di pace, voglio dire, io non ho niente contro Massa, per me ha arbitrato bene, l'applauso era sincero. Perché? Perché se poi avesse detto ha fatto un arbitraggio penalizzante per noi, allora vuol dire che il tuo applauso era sarcastico, e invece no, secondo Spalletti è andato tutto tranquillo, secondo me no, però magari dal campo c'erano sensazioni diverse e allora noi ce lo teniamo così com'è. I fischi dell'Olimpico nei suoi confronti, e lui insiste che sulla questione di Totti un giorno si farà chiarezza, e poi dice sì, avevo alzato la mano perché si riferivano a me, diceva sì sono io, Spalletti sono proprio io. Risposta positiva, anche visto l'impegno che abbiamo tenuto giovedì, e quindi alcuni giocatori, chi l'ha fatta tutta, chi invece ha fatto qualche minuto, insomma comunque tutta la squadra risente dell'impegno di giovedì, e non c'è dubbio, perché poi tutti devono stare, poi tutti devono partire, poi c'è il ritiro, poi c'è la pressione psicologica del Milan che ha giocato prima, insomma si risentono queste cose qua. Poi ci parla anche Spalletti
i tifosi, e sottolineando che i tifosi della Roma erano lì a gridare e a dare il sostegno alla cosa, e quindi ci ricolleghiamo all'incontro di Spalletti con i tifosi, che è stato molto chiaro, ha detto: voi dovete stare vicino a questi giocatori, ve li dovete coccolare. E Spalletti poi candidamente dice pure: bisogna vedere i prezzi, bisogna rivedere i prezzi, perché l'obiettivo è riempirlo quel Maradona. Poi come lo riempi di bambini facendo queste offerte, idea Guido Gentile, poi raccolta, non sappiamo se insomma a bella posta oppure no, ma insomma le riempi di bambini, lo riempi di ex abbonati che hanno delle agevolazioni, insomma gli ultra che devono sistemare le questioni con il comune, con la prefettura, non lo so, ma va riempito, perché io vi dico una cosa: l'effetto pixelato dei sediolini colorati diversamente è più brutto. Non è che è più, vabbè, sembra che comunque ci sta qualcosa. No ragazzi, siamo in HD, non è un effetto pixel che tu dici c'è qualcuno con la maglietta gialla. No, si vede proprio che è vuoto, ed è più brutto ancora, perché magari era meglio una distesa di azzurro, tutti azzurri sediolini, e si vedeva l'azzurro del mare. Invece no, pixelato, si capisce che è vuoto, e quindi bisogna sistemare. 15 minuti di gestione così e così, ma poi bene la compattezza delle due squadre, perché sia Mourinho che Spalletti sono stati molto soddisfatti alla fine della compattezza delle proprie squadre. Poi c'è una parola per Anghissà, dove Spalletti ci ricorda che deve migliorare, che può migliorare nella finalizzazione, perché ha tutto, fisicamente, insomma, a tecnica, a proprietà e quindi a conoscenze, e quindi se migliora anche nella finalizzazione, qualche gol di testa, magari arrivare al tiro, ci ritroviamo un giocatore che, dice Spalletti, meglio proprio non metterci mano, è già forte così com'è. Signori miei, questo è un pochino il post partita di Roma-Napoli 0-0, ma uno 0-0 anche abbastanza divertente, con tante emozioni, piaciuto sia ai tifosi della Roma che ai tifosi del Napoli, secondo me in generale, e quindi ci sono 0-0 e 0-0, c'è Calabria e Calabria, c'è allenatore e allenatore, ci sono domande e domande, ci sono canali e canali. Da New York, Valerio Fluido è tutto, non vi perdete l'approfondimento tattico, perché si andrà avanti, si va sempre avanti, si cerca di andare nella scazzetta del prevete, perché solo così, solo facendo approfondimento si cresce, sale il livello. Ti pareva che non dovevo fare un video senza rumori? Qualche motocicletta deve passare. Di martedì così tardi la sera da New York, Valerio Fluido è tutto. Fate le cose bellini, il like che vi siete dimenticati, Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.